Potenziare in modo condiviso e ampliare il servizio dello sportello di prossimità attivo ad oggi solo il lunedì mattina. La proposta del Comune di Chiavari ai sindaci del distretto sociosanitario numero 15. Al bando regionale sui servizi innovativi nel turismo hanno partecipato 14 aziende. Si può far meglio, spiega la Fisascat CISL, che sottolinea i risultati positivi del patto del lavoro nel turismo. La famiglia come luogo di crescita, le difficoltà e le ferite della relazione di coppia, i percorsi di speranza. Per i 35 anni del consultorio diocesano è stato fatto il punto sulle relazioni familiari. Cicagna ha salutato Don Mario Moltedo, sacerdote semplice, padre discreto, amico dei giovani e presenza instancabile anche per le comunità più piccole. Domenica arriva il nuovo parroco. Riprende il progetto Acquasalus organizzato dall'Acvo in collaborazione con l'ASL 4 per permettere ai sofferenti di parkinsonismo di fare attività fisica in piscina. E il golf di Rapallo, per il Tigullio, il protagonista delle giornate FAI d'autunno. Domenica apertura al pubblico e visite guidate in occasione dei 90 anni di attività. Buonasera ai telespettatori di Tigullio Oggi. Si è riunita questa mattina a Chiavari l'assemblea dei sindaci del distretto sociosanitario numero 15, che comprende i comuni del Tigullio centrale. Diversi i punti all'ordine del giorno affrontati, tra questi la proposta del comune di Chiavari di potenziare e ampliare il servizio dello sportello di prossimità aperto dal maggio del 2018 negli spazi del nuovo Palazzo di Giustizia. Sentiamo. Se i comuni si accordano tra di loro e possono a turno coprire questo spazio di utilizzo, allora possiamo effettivamente garantire un servizio che sia più esteso su tutto il territorio. Potenziare insieme il servizio offerto dallo sportello di prossimità attivo dal maggio del 2018 negli spazi del nuovo Palazzo di Giustizia a Chiavari. La proposta è stata avanzata dal Comune di Chiavari nel corso dell'Assemblea dei Sindaci del Distretto Sociosanitario 15, riunitosi questa mattina a Palazzo Bianco. Ad oggi lo sportello è aperto il lunedì mattina. Dal giorno dell'apertura sono state quasi 300 le persone provenienti da tutto il Tigullio, la maggior parte da Chiavari, che hanno avuto accesso ai servizi garantiti dal Comune, mentre oltre 1200 quelle che si sono rivolti ai responsabili del Tribunale per quanto riguarda la volontaria giurisdizione, la tutela e le amministrazioni di sostegno. Un bilancio molto positivo, abbiamo avuto un incremento del 39% degli accessi all'ufficio e in modo particolare ci sono stati 1200 accessi alla parte dello sportello di prossimità gestita dal Tribunale. Di fatto lo sportello permette di accedere ai servizi del Tribunale senza doversi spostare nel capoluogo ligure. Il Comune invece porta avanti l'attività di accoglienza, informazione e orientamento ai servizi alla persona. C'era tempo fino al 30 settembre per i comuni per avanzare richiesta di apertura di uno sportello di prossimità sul proprio territorio. La domanda è stata fatta solo da Sesti Levante e Borzonasca. In attesa di conoscerne l'esito, Chiavari tende la mano alle altre amministrazioni comunali per ampliare l'attività dell'ufficio esistente. Chiediamo che qualche assistente sociale possa a turno, vedremo in che modo, ma comunque con un turnover, aprire lo sportello di prossimità un altro giorno. Invece che solo il lunedì, lo sportello potrebbe essere aperto, che so io, il lunedì e il mercoledì, però noi non abbiamo la forza di sostenere l'assistente sociale anche il mercoledì. I temi del lavoro e del turismo adesso. Al bando per i servizi innovativi nel turismo hanno partecipato 14 imprese liguri. Diamo un'iniezione di fiducia agli operatori di un settore trainante per la Liguria, ha detto l'assessore regionale Berrino. Fisascat CISL commenta: ci aspettavamo numeri più alti, ma resta l'importanza del patto del lavoro nel turismo. Sono state 14 in tutta la Liguria le domande di finanziamento presentate agli uffici di Filse per lo sviluppo dei servizi turistici innovativi. Fra i progetti ammessi ci sono attività di ricettività turistica, commercio e mercati, comunicazione e marketing, organizzazione di eventi, servizi e attività associative.
Delle 14 domande presentate, 10 hanno avuto esito positivo per un totale di 454.000 euro di fondi, 5 i contratti già stipulati. Secondo l'assessore regionale Gianni Berrino, il bando ha avuto un buon esito anche perché, spiega, sono state semplificate le procedure e alleggeriti gli oneri a carico delle imprese. Eppure, se si pensa all'intera Liguria, forse 14 aziende è un numero non così esaltante. Ne abbiamo parlato con la Fisascat CISL. Per ora noi ci aspettavamo una risposta sinceramente un po' più alta, però sono sicura che il Patto del lavoro del turismo, visto i risultati estremamente positivi della scorsa edizione, è sicuramente un buon strumento di crescita per le imprese del settore, quindi sono inalterati i bonus della precedente edizione. In più siamo riusciti ad inserire un nuovo bonus di euro 4.000 per i contratti a 9 mesi e abbiamo alzato al 30% la premialità per le aziende che fanno contrattazione di secondo livello. Crediamo che il patto per il lavoro del turismo sia uno strumento fondamentale per il lavoro del settore e soprattutto per la crescita del settore stesso. E restiamo in tema, si è aperto oggi con il primo incontro allo stand Liguria del TTG di Rimini, By Liguria, appuntamento dedicato agli operatori e imprenditori del turismo. 39 i buyer internazionali che si ritroveranno anche quest'anno. Dopo il meeting, che è concluso nella giornata di oggi, già in serata gli ospiti stranieri saranno a Genova per iniziare un tour tra le bellezze della Liguria. Il 12 punteranno sulla riviera di Ponente, il 13 conosceranno le bellezze di Genova. Il 14 ottobre sarà la volta della riviera di Levante con Camogli, Portofino, Santa Margherita Ligure e la chiusura a Sestri Levante. La piccola Tafida arriverà all'ospedale Gaslini di Genova martedì prossimo, 15 ottobre. La bambina di 5 anni ricoverata in gravi condizioni al Royal London Hospital dopo aver subito a febbraio un intervento al cervello sarà portata in Liguria da una equipe dedicata della terapia intensiva pediatrica dell'Istituto Ligure. Inizierà quindi un percorso di presa in carico della piccola come da richiesta della famiglia e in ottemperanza alle disposizioni dell'Alta Corte inglese. E la famiglia come luogo di crescita personale e collettiva, le difficoltà e le ferite della relazione di coppia, ma anche i percorsi di speranza per ritrovare la fiducia reciproca. Sono stati questi i temi affrontati a Chiavari nel corso del convegno organizzato per i 35 anni del consultorio familiare diocesano. Sentiamo. La nostra felicità sta nei legami che riusciamo a costruire. Quando i legami familiari non funzionano, la famiglia può diventare un inferno, ma attraverso i legami della famiglia molto spesso ogni persona ottiene la sua realizzazione e riesce poi a diventare costruttore di società. La famiglia come luogo di crescita personale e collettiva, messa in continua discussione dai cambiamenti della società, ma una delle realtà in grado di generare futuro. Su questo, sulle strade che oggi si aprono davanti alle relazioni familiari, si è incentrato il convegno promosso a Chiavari dal Consultorio Familiare Diocesano in occasione dei 35 anni di attività. E la fiducia, ha spiegato nel suo intervento il presidente del CISF, il legame che rende solida una famiglia. Quella promessa di futuro fatta tra due persone deve essere incondizionata. Se messa davanti a vincoli o distinguo, per forza di cose rischia di venire meno. Proprio in questo affidarsi reciprocamente sta la bellezza e la possibilità della famiglia, nel pensare che che l'altro si può far carico di te e tu ti puoi far carico dell'altro. Se la coppia funziona così, allora la famiglia può anche attraversare le tempeste della vita. E sono proprio i cambiamenti, le difficoltà economiche, lavorative o personali, i fattori che il più delle volte mettono in crisi le relazioni familiari. In alcuni soggetti, poi, quasi sempre di sesso maschile, queste fanno insorgere comportamenti che sfociano in violenze e soprusi. Una ventina nel Tigullio i soggetti che ogni anno sono seguiti dal consultorio per affrontare e risolvere questi problemi. L'autore è una persona, quindi l'uomo, che ha avuto esperienze anche all'interno della propria famiglia d'origine di vissuti subiti di violenza e maltrattamento, quindi in qualche modo impara questo stile disadattato di comportamento e tende un po' a riproporlo poi all'interno delle relazioni di coppia. E quando la crisi irrompe in una famiglia, tutto non è perduto. Le relazioni ferite possono essere curate a patto di non idealizzare chi abbiamo davanti e mettere in conto la possibilità dello sbaglio, ma anche del perdono reciproco. Accetto che tu possa sbagliare, includo la possibilità dell'errore nella esperienza della relazione, perché idealizzare le persone non è un
regalo, perché prima o poi ci deluderanno. Rendere l'errore una parte più possibile delle nostre relazioni ci apre a una visione più realistica. Riparte la visita pastorale del Vescovo alle comunità della diocesi. Lunedì Monsignor Tanasini inizierà la visita nell'ambito della Val Petronio. Il primo appuntamento sarà alle 20:45 nella chiesa parrocchiale di Casarza Ligure per un momento di preghiera. Il Vescovo indicherà il senso della visita e del lavoro di ambito. Monsignor Tanasini incontrerà poi i sacerdoti il giorno successivo, martedì 15 alle 10 a Castiglione Chiavarese. Mercoledì invece alle 19:30 nella parrocchia di Santa Croce a Moneglia l'incontro con il Consiglio pastorale d'ambito. Sabato 19 di ottobre alle 15 a Castiglione Chiavarese l'incontro per i catechisti. Martedì 22 a Francolano l'appuntamento per i membri dei consigli degli affari economici delle varie comunità. Infine venerdì 25 ottobre a Francolano alle 20:45 l'assemblea aperta a tutti e la conclusione poi sarà domenica 27 di ottobre. E Cicagna accoglierà il nuovo parroco, Don Marco Gattorna, domenica pomeriggio alle 15. Don Marco, che manterrà la cura pastorale delle comunità di Orero, Pianezza e Soglio, diventerà parroco anche di De Zerega. La parrocchia di Serra invece sarà guidata da Don Guido Perazzo, che celebrerà la prima messa in questa comunità domani pomeriggio alle 15. Don Guido continuerà ad essere parroco di Barbagelata, Cornia, Moconesi Alto e Moconesi Basso. Le parrocchie di Cicagna, De Zerega e Serra hanno preparato una serata di festa per salutare Don Mario Moltedo, che lascia dopo 13 anni di servizio pastorale in valle. Vediamo com'è andata. Non c'è nulla, nulla è piccolo di ciò che è fatto per amore, perché l'amore, quando è gratuito, crea legami e costruisce la comunità. La gratitudine non si misura, così come il bene ricevuto. Lo sanno bene i parrocchiani di Cicagna, di Serra e di De Zerega, che hanno dato vita ad un semplice momento di festa per salutare Don Mario Moltedo, il sacerdote che ha guidato la comunità per 13 anni. Non ama i riflettori Don Mario, e anche questi suoi parrocchiani lo sanno bene. Secondo me una delle caratteristiche è proprio quella di spingere a prendersi delle responsabilità. Non ha mai fatto il leader, ma ha sempre fatto lo stimolatore, secondo me. Quindi uno che ti stimola a scoprire e a occuparti degli altri. Lui è sempre una parola buona e veramente anche la banda l'ha sempre seguita in tutto e per tutto. Lui è amante della musica, quindi ci ha sempre sostenuto, anche stamattina ci ha detto di farci coraggio e andare avanti. Per Don Mario una targa consegnata dal comune, un dipinto che raffigura la gentilezza di un angelo e un dono anche da parte dei giovani del vicariato. Li ha attirati a sé, non solo con le parole, con i gesti, con i fatti. Che il ragazzo, il giovane, è sempre quello che cerca. E rimarrà nel mio cuore, questo sicuro, perché in tutti questi anni ho imparato quanto la sua figura di parroco è importante per una persona, per un giovane. È sempre stata un po' una figura paterna, anche una presenza molto spesso silenziosa, ma che non faceva mancare il suo affetto e la sua cura anche nelle piccole cose. Anche le parrocchie più piccole si sono sentite valorizzate. Dobbiamo ringraziarlo assolutamente, perché questi 13 anni abbiamo avuto un rapporto positivo. Noi siamo arrivati qui 12 anni fa, è una delle belle sorprese di questo posto, perché ci siamo trovati immediatamente benissimo. Una delle belle sorprese è stata l'amicizia con Don Mario. Una grande commozione e mi spiace che vada via, perché nonostante problemi, però per me è stata una persona fantastica. Il cammino compiuto assieme è stato nel segno dell'unità, con l'obiettivo di superare i particolarismi per aprire il cuore all'unica grande chiesa. È stato un grande punto di riferimento, perché, come me l'ha detto lui stamattina, mi ha visto crescere e per me è stata una figura estremamente importante, soprattutto negli anni anche di catechismo. Ci ha riuniti, ci ha uniti. Ha cercato di levare tutti quei campanelismi, quelle, guardare l'altro un po' forse con la diffidenza, ha tolto dei muri e ha unito tantissimo. E come padre ci ha guidato nella strada giusta.
La parrocchia di San Bartolomeo della Ginestra celebra Nostra Signora del Soccorso. Questa sera alle 21 la liturgia della parola sarà con la meditazione di Don Mario Rollando. Domani alle 15 l'offerta dei fiori a Maria, alle 18 la messa della vigilia, alle 21 la celebrazione dei primi vespri è presieduta da Don Massimiliano Pendola. Domenica mattina alle 9 la messa sarà presieduta da Monsignor Diego Coletti, vescovo emerito di Como, mentre alle 11 ci sarà la messa celebrata dal vescovo Monsignor Alberto Tanasini. Alle 16:30 poi il vespero e la processione, lunedì infine alle 20:45 la messa di ringraziamento. Voltiamo pagina, sono ripartiti i corsi in piscina per persone affette da parkinsonismi al Centro Benedetto Acquarone di Chiavari, organizzati dall'Associazione Carlo Wojtyla Onlus con la collaborazione dell'ASL 4 chiavarese. L'esperienza, giunta al suo 4º anno, coinvolge persone anche da fuori regione. Sentiamo. Non si tratta solamente di fare attività fisica, ma di trascorrere del tempo insieme e contrastare la solitudine in cui le persone malate possono cadere. Questo è uno degli obiettivi del progetto Aquasalus, 8 mesi di corsi di piscina per 12 persone affette da parkinsonismi, articolati in un appuntamento settimanale della durata di 45 minuti. Sono malattie che portano a isolarsi, a cercare di nascondere quasi all'interno della famiglia quello che succede. Questo modo è un modo di stare assieme, quindi di imparare anche a lavorare insieme. Infatti molte volte il fisioterapista non fa svolgere esercizi da soli o una persona per persona, ma sono gruppi di 6 che interagiscono tra di loro, quindi è un rapporto intanto di amicizia, di conoscenza, di movimento, cui si associa anche il fatto, come dicevo, che l'acqua, rendendo il corpo più leggero, rende più possibile i movimenti morbidi per dei corpi che stanno venendo in certi momenti come pezzi di legno, no? Quindi ecco, rende più possibile il movimento nella sua naturalezza. Il progetto è giunto al suo 4º anno di vita, grazie all'impegno dell'associazione che lo porta avanti con successo, testimoniato anche dalla presenza di persone provenienti da fuori regione quest'anno. È un impegno che ci dà soddisfazione, anche perché noi abbiamo sia vecchi, diciamo, partecipanti che nuovi partecipanti, ed abbiamo avuto anche quest'anno l'esperienza che per noi è stata di soddisfazione di ricevere qualche nuovo nostro compagno di viaggio bagnante inviatoci da ospedali di altre zone, da Pisa e da Milano, quindi gente che sapeva in quelle zone di questo nostro piccolo grande impegno e ha pensato di mandare qui le persone per poter partecipare. Per la cronaca, un altro cercatore di funghi disperso, ma fortunatamente ritrovato quasi subito questo pomeriggio. Protagonista un uomo di 60 anni che aveva perso l'orientamento nella zona delle casermette del Penna a Santo Stefano d'Aveto. Sul posto i vigili del fuoco di Chiavari che hanno raggiunto l'uomo ai margini di un sentiero, si trovava in buone condizioni ed è stato soccorso. Anche in Fontanabuona è stato aperto l'Ottobre Colombiano. Secondo tradizione l'evento è stato ospitato a Terra Rossa di Moconesi, frazione dal quale sono partiti gli avi di Cristoforo Colombo. Una quarantina gli allievi delle scuole di Vallata che hanno percorso il primo tratto dell'itinerario storico colombiano. Quindi la tradizionale cerimonia in ricordo della scoperta dell'America nei pressi della Casa Museo, con la partecipazione di scolaresche e rappresentanti dei comuni della Vallata. Durante il mese di ottobre il Centro Culturale Lascito Cuneo di Calvari, con la collaborazione dei comuni di San Colombano Certenoli e Moconesi, organizza una serie di eventi, tra questi un concorso riservato agli alunni delle classi quinte delle scuole primarie e dell'infanzia della Vallata. Il tema scelto quest'anno è l'invito a pranzo per Cristoforo Colombo, un menù in suo onore con i prodotti giunti dal Nuovo Mondo. Sullo stesso argomento potranno cimentarsi anche gli alunni delle scuole superiori della Fontanabuona e di Carasco, con ricerche e documentazioni più ampie legate anche al fenomeno migratorio verso le Americhe. Tutti gli elaborati saranno esposti nell'Ascito Cuneo a partire da venerdì 15 novembre, giorno in cui si terrà la premiazione delle scuole e dei lavori più meritevoli. E abbiamo visto alcune foto del momento di quest'oggi. Ha provocato un incidente stradale con feriti e ha rifiutato di sottoporsi al controllo alcolemico. Per questo motivo un 35enne è stato denunciato dai carabinieri di Seste Levante. L'uomo, già aggravato da pregiudizi di polizia, si era opposto ad effettuare gli accertamenti tossicologici presso l'ospedale di Lavagna, nonostante si trovasse in evidente stato di alterazione psicofisica. La sua patente è stata ritirata e il mezzo sottoposto a sequestro amministrativo.
Nel fine settimana tornano le giornate FAI d'autunno, 8ª edizione, che in tutta Italia coinvolgerà 260 città nella campagna di raccolta fondi del Fondo Ambientale Italiano. Ricordati di salvare l'Italia, questo è il tema. 2 giorni per sfidare la capacità degli italiani di stupirsi e di cogliere lo splendore del territorio che ci circonda. Nel Tigullio aperti diversi beni e protagonista sarà il golf di Rapallo. Sentiamo. L'abbazia di San Fruttuoso dei Camogli, Casa Carbone a Lavagna, il promontorio e la torre di Punta Pagana a Rapallo. Sono loro per il Tigullio i confermati protagonisti delle giornate FAI d'autunno, che in questo fine settimana in tutta Italia permetteranno di conoscere più da vicino oltre 700 luoghi del nostro paese inaccessibili o poco valorizzati. Se per questi 3 le aperture saranno già domani mattina, sabato, a loro si aggiungerà domenica il vero protagonista di questa 8ª edizione delle giornate autunnali del FAI, il golf di Rapallo, che a partire dalle 10 aprirà le sue porte in occasione dei suoi 90 anni. I volontari del gruppo giovani e della delegazione Portofino Tigullio accompagneranno i visitatori alla scoperta di un itinerario unico all'interno del Circolo, uno dei parchi verdi più prestigiosi ed estesi della Liguria. Sono stati qua personaggi famosi, Duchi di Windsor, Guglielmo Marconi e infiniti altri personaggi, e hanno contribuito a rendere un po' mitico questo luogo. Nella buca numero 7, che è la più famosa buca in questo campo da golf, ci saranno i figuranti in costume del gruppo storico Rapallo 1608 che vi porteranno un po' a vivere l'atmosfera di quell'epoca del tardo medioevo. Inoltre ci sarà anche l'amico volontario del FAI Pietro Burzi, che è storico e ci racconterà proprio qual è la storia di questa abbazia millenaria. Mentre i volontari vi accoglieranno all'ingresso, si chiederà un contributo libero volontario perché le giornate sono di raccolta fondi, ma sono giornate di festa. Noi come Circolo Golf e Tennis Rapallo siamo decisamente innamorati, io personalmente ma tutto il Consiglio siamo innamorati di questo bellissimo parco. In effetti deve essere il parco più grande che c'è nel Tigullio e per noi è un orgoglio poter presentarlo tutti i weekend ad amici, soprattutto ai soci, ma amici che ci vengono a trovare da tante località oltre regione. La campagna Io non rischio torna nelle piazze di tutta Italia per promuovere le buone pratiche di protezione civile e sensibilizzare in maniera capillare i cittadini sui rischi del territorio e i comportamenti da mantenere in caso di eventi calamitosi. Notizia che andiamo a leggere sul nostro sito teleradiopace.com. Giunta alla sua 9ª edizione, Io non rischio vedrà questo fine settimana la presenza di gazebo informativi in più di 850 piazze in tutta Italia. Nel Tigullio queste piazze saranno allestite a Portofino, a Santa Margherita Ligure, Cogorno, Moneglia e Rezzoaglio. A Genova invece domani pomeriggio in Piazza dei Ferrari arriverà il capo della Protezione Civile Nazionale Angelo Borrelli. Sport e solidarietà adesso. In mancanza di impegni di campionato la Virtus Entella si è concessa una serata di festa in compagnia dei tifosi e amici. Giocatori e dirigenti si sono ritrovati nei locali in Colmata per una cena dal risvolto solidale grazie alla collaborazione tra l'Associazione Entella del Cuore e il Fondo Chiara Rama. Vediamo. Una bella serata, coronamento di un bel percorso, cominciato con la presentazione della prima squadra. Questa volta i protagonisti siete voi, il Fondo Chiara Rama e i tifosi che vi hanno aiutato attivamente per l'uscita della serata. Sicuramente, anzi devo dire anche un protagonista eccezionale, l'Academy dell'Entella, perché grazie ad Agostino, a tutto il suo staff, alle mamme della Leva 2012 che hanno fornito i dolci, c'è stata una convergenza di volontà, di solidarietà, di voglia di aiutare che è stata bellissima. Voglio ringraziare tutti quelli che ci hanno aiutato, le aziende che ci hanno sostenuto, i tifosi che sono venuti e vorrei dire questo, la vita alla fine è fatta di momenti e questo è stato un momento positivo, bello, di condivisione, di solidarietà fra squadra, società, dirigenti, tifosi, amici dell'Entella.
amici del Gaslini e persone di buona volontà. Godiamocelo perché è stata una bella cosa. Ancora una volta questo binomio Entella nel cuore, Fondo Chiararama insieme, e si chiude questo ciclo cominciato il giorno della presentazione della prima squadra con una serata assieme ai tifosi. Meravigliosa, perché hanno aderito in molti con grande entusiasmo e piacere. Speriamo di poter continuare perché va tutto a fondo per i nostri bambini del Gaslini. Che legame c'è tra il Fondo Chiararama e l'Entella nel cuore? È un legame nato per caso con la dottoressa Croce e collaboriamo benissimo assieme perché sia lei che noi abbiamo a cuore il Gaslini, ma a cuore tutti i ragazzi. Torna domani la raccolta solidale Dona la Spesa, organizzata da Coop Liguria per sostenere le associazioni del volontariato impegnate nella lotta alla povertà. In tutti i punti vendita della cooperativa dalle 9 alle 19 saranno presenti i volontari delle associazioni che offrono supporto alle famiglie in difficoltà per raccogliere beni di prima necessità come olio, conserve, biscotti, farina, zucchero, alimenti per l'infanzia e prodotti per l'igiene della casa e della persona. Nel complesso l'iniziativa, che lo scorso anno in Liguria ha permesso di donare oltre 62 tonnellate di prodotti nei 2 appuntamenti di maggio e ottobre, coinvolgerà una cinquantina di associazioni e circa 250 soci Coop volontari. Questo dunque è un appuntamento per domani, gli altri li vediamo nella nostra agenda. Appuntamenti in agenda per sabato 12 ottobre. Mercatino agricolo della Val Graveglia nel borgo di Conscienti del comune di Ne. Bancarelle di prodotti tipici dalle 8 alle 12. Curare e prendersi cura dei malati reumatici è il titolo della conferenza proposta dall'Associazione Ligure Malati Reumatici che si svolgerà a Chiavari nell'auditorium di Largo Pessagno. L'inizio è alle 9 e parteciperanno autorità regionali, medici dell'ASL 4 e dell'ospedale Gaslini. Dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 19 è visitabile la mostra pittorica di Eugenio Feresin nello spazio espositivo Casoni in piazza San Giovanni a Chiavari. Aperto dalle visite del Museo Archeologico di Chiavari in via Costaguta dalle 9 alle 14. Su prenotazione è possibile avere un servizio didattico gratuito. Dalle 9 alle 12 è aperto anche il Museo Scientifico Sanguinetti Leonardini in piazza Nostra Signora dell'Orto a Chiavari. All'Aggio dell'Eudo, nuovo aiuto di Dio, nella spiaggia dei Balin di Sestri Levante. Alle 9 l'imbarcazione sarà portata nella sua sede invernale dai soci dell'associazione Amici dell'Eudo, che ne cureranno la manutenzione durante la stagione invernale. Prende il via l'11ª edizione dell'esposizione Patate dal Mondo, allestita dal Consorzio della Quarantina, nel centro visit del Parco dell'Aveto di Rezzo Aglio. Oltre all'esposizione sarà presente quest'anno anche una mostra di quadri a tema. È aperta dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18. La terza edizione di Libri in Baia prende il via alle 9:30 all'ex convento dell'Annunziata di Sestri Levante. La Kermesse Libraria propone quest'anno workshop e incontri con autori, oltre alla fiera che resterà aperta fino alle ore 20. Dalle 9:30 alle 13 e dalle 14 alle 17 apre le visite il Museo del Merletto di Villa Tigulia Rapallo. Primo concorso fotografico Città di Chiavari all'Auditorium San Francesco. Alle 16 la premiazione e, fino alle 19, saranno visitabili le esposizioni delle opere premiate, di una selezione delle foto in concorso e di una mostra personale di Diego Speri. All'Oratorio di Sant'Erasmo di Santa Margherita Ligure si celebra la ricorrenza della scoperta dell'America, con le musiche a cura del Sant'Emo Group. L'inizio è alle ore 17. Nell'ambito del ciclo di mostre pittoriche sulle orme di Artemisia, l'inaugurazione dell'esposizione di Elena Di Capita, alle 17 nello spazio Yacht di Via della Cittadella a Chiavari. Conferenza di psicologia, aiutare i genitori ad aiutare i figli, con gli psicologi e psicoterapeuti Elena Da Crema e Massimo Botti, alle 17 nello spazio aperto di Via dell'Arco di Santa Margherita Ligure. È stato meglio lasciarci che non esserci mai incontrati, è il titolo dell'incontro con Dori Ghezzi e Danilo Il Termini, organizzato dall'Associazione Culturale Il Bandolo, alle 17:30 nella Società Economica di Chiavari. A Gattone a Rimoconesi, 35esima mostra del fungo Sagra della Ballotta, alle 19 l'apertura degli stand gastronomici, alle 21 musica dal vivo con l'orchestra Caravel. Inoltre, dalle 19 alle 22 sarà visitabile la mostra micologica. Nella chiesa di San Siro a Santa Margherita Ligure andrà in scena il concerto dell'Orchestra Sinfonica del Conservatorio di Spezia, diretta da Giovanni Di Stefano. L'inizio è alle ore 21. Serata conclusiva della 32esima rassegna di teatro dialettale Elio Rossi.
Alle 21 la premiazione e l'intrattenimento musicale a cura del Trio che Trio all'Auditorium San Francesco di Chiavari. E in occasione della 7ª giornata nazionale delle famiglie al museo, il Musel di Sestri Levante domenica propone una giornata da archeologi, un'attività rivolta ai bambini dai 5 ai 12 anni che scopriranno come si costruisce la storia di ciascuno simulando un vero e proprio scavo. Al termine è prevista una merenda grazie agli olivicoltori sestresi, al centro latte Tigullio Rapallo e al zucchero amaro di Chiavari. Occorre prenotarsi per queste attività chiamandolo 0185 47 85 30 entro le 13 della giornata di domani. Questa sera, uno spazio adesso alla nostra programmazione, questa sera torna l'appuntamento con Noi Chiesa, la rubrica dedicata alla vita della diocesi di Chiavari, ne vediamo in anteprima i titoli. Proseguono gli avvicendamenti dei sacerdoti nelle parrocchie della diocesi. Don Massimiliano Pendola ha fatto ingresso a Pila, guiderà anche la parrocchia di Fossa Lupara. Il suo invito: essere piccoli per raccogliere la grandezza di Cristo nella vita. Cicagna accoglierà domenica il nuovo parroco. I fedeli hanno salutato Don Mario Moltedo, sacerdote semplice, padre discreto, amico dei giovani e presenza instancabile anche per le parrocchie più piccole come De Zerega e Serra. La comunità di Santa Sabina di Trigoso ha rinnovato il proprio affidamento a Maria. La festa di Nostra Signora del Rosario raduna tutti i fedeli come una famiglia, presenti alle celebrazioni anche alcuni fedeli provenienti dall'Alta Versiglia. È radicata nella storia del paese la festa di Nostra Signora del Rosario a Favale di Malvaro, ma vive ancora oggi nel cuore degli abitanti che si radunano per le celebrazioni. La messa è stata presieduta dal vescovo. Restauri in corso al cupolino della cattedrale di Chiavari. I lavori potrebbero concludersi già entro fine mese. Intanto si sono esauriti i fondi e si rischia di non poter intervenire sui transetti. Anche nella nostra diocesi è stata celebrata la giornata del migrante. Riuniti a Rupinaro i fedeli ucraini, moldavi, latinoamericani, filippini e provenienti dal continente africano. Dal vescovo un grazie per la presenza preziosa degli stranieri sul territorio. Moneglia ha ospitato il 22esimo raduno delle confraternite, diversi gli innesti giovani nei sodalizi della Liguria. La messa è stata celebrata sull'altare sistemato su un gozzo. È seguita la processione per le strade del paese. È tutto per questa edizione di TG Oggi, l'appuntamento con l'informazione per domani mattina alle 9 con la nostra rassegna stampa sul canale 187 Telepace News. L'informazione continua anche sul nostro sito teleradiopace.com. Grazie per essere stati con noi e buon proseguimento di serata.